Io Invece, credo che... tornando a fare questa analisi della concorrenza, come direbbero gli esperti del marketing, il suo giudizio invece sul Viagrande, che ha preso Fabio Buda e c'ha questa coppia d'attacco messinese, Amante Buda, tutta Il da seguire. Viagrande credo che sia una delle squadre più giovani del campionato, si è rafforzato con È stata qualche ripescata, è stata ripescata, si è rafforzato con qualche innesto, credo che abbia preso Mastronardi e qualche altro giocatore. È una squadra che comunque si salverà secondo me tranquillamente. Io voglio parlare del San Gregorio, devi parlare di questo San Allora, Gregorio. il San Gregorio, Dove vuole arrivare il San il Gregorio? San Gregorio ha un obiettivo, se ce la fa: uno, mantenere la categoria, Ecco. che è la cosa più importante. Se non dovesse mantenerla, nessuno si strapperà i capelli. Bene. Perché era un discorso preventivato. Tra altre cose, a San Gregorio ricordiamo che nessuno paga il biglietto, i genitori dei ragazzi sono i nostri maggiori tifosi. La differenza è che noi stiamo dando l'opportunità a tanti ragazzi di competere in una categoria importante con molta chiarezza. Una passerella, vera e 3 propria. allenamenti settimanali. In questo momento non ci sono rimborsi spese, anche perché, se mi permettete un inciso, si potrebbe aprire, do una chicca a questa rete, la possibilità di cambiare presidente. Ho conosciuto un amico, un avvocato, Massimo Biondi, un imprenditore, Hai detto già il nome? ecco che, no, una chicca nel senso che è una novità, Sì. che potrebbe interessarsi del San Gregorio. Linfa nuova allora. Linfa nuova no, ma non occorre grande economia, occorre fare, ripeto, il passo quando è lungo la gamba, anche perché probabilmente siamo l'unica società, tra altre cose abbiamo un allenatore giovane che Massimo Scrivano, che voglio salutare e augurargli un in bocca al lupo, che perché proprio sabato ha dovuto esordire rimettendosi i guantoni, perché abbiamo avuto la sfortuna di avere il nostro portiere squalificato, infortunato, per cui squalificato. in questi momenti non siamo riusciti ad avere l'opportunità di sostituire il portiere. Abbiamo preso- Massimo ha grande qualità, ma Massimo ha soprattutto grande qualità, qualità- lo afferma a viva voce. qualità a livello morale, Sì. anche perché si è avventurato. L'anno scorso il San Gregorio l'anno scorso aveva ben 3 portieri. Quest'anno come mai non anche un Allora, dodicesimo? Di un Mauro massimo? e Jacopo Bello. Eravamo Vabbè. partiti con Gabriele Strano 94, perché sai che in queste categorie c'è il discorso dell'età. L'obbligo. C'è l'obbligo di far giocare 94, 95, 96. Il ragazzo si alternava, avendo preso io Meo del Paternò, mio ex giocatore dello Lions, che tra altre cose ha giocato anche nel Veronese. Naturalmente un portiere adulto, un portiere giovane ci davano l'opportunità al mister di scegliere. Il ragazzo ha fatto bene fino a Siracusa, tanto è stato lotato nella famosa partita con Siracusa. Dopodiché è stato importunato, il mister ha fatto giocare a mister Bianco Meo, ma trovando questa alternativa non se l'è sentita più di mettersi in competizione e ha preferito lasciarci. Per cui, Vabbè. noi oltretutto non possiamo obbligare nessuno, sono tutti proprietari di E Massimo è ancora bravo però in porta, No, beh, dico, ma è una cosa, spero momentanea, nel senso che speriamo di Certo. fare dura la squalifica a Meo, ma abbiamo preso un ragazzino Marraffino Tra l'altro Massimo Valverde, Scrivano, 26. altra parentesi, direttore, ha avuto una grande voglia di mettersi in luce. Ad esempio, L'anno scorso- lui d'estate si era impredicato di allenare quello che doveva essere la Ciriale Allora- 1946. allora- Questa cosa non si è fatta e quando lei le Ce ha la facciamo offerto, raccontare lei ha dal offerto questa mister? possibilità, lui si Io è... ho avuto la fortuna, tra virgolette, di, un minuto preciso però. di fare il direttore 5 giorni con Palella, Infatti. dove Massimo Scrivano doveva essere l'allenatore del futuro. Sì. Dopo E 5 invece- giorni ho steso un velo pietoso E ci fermiamo qua. E Scrivano è venuto con lei. E ci fermiamo qua. Bene, abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Prima di congedare anche il nostro ospite Renato Marletta, adesso una domanda più tecnica in qualità di presidente dell'Associazione Italiana Allenatori per quanto riguarda la Regione Sicilia. C'è stato un po' di confusione su questo aggiornamento dei tesseramenti da parte degli allenatori. Allora, diciamo chiaro a tutti Ecco, in gli modo allenatori così- che ci ascoltano. ecco, Allora, perfetto. il famoso tesserino di allenatore Sì. non è altro che una licenza di allenare. Per normativa UEFA europea, Sì. tutti gli allenatori abilitati hanno l'obbligo di frequentare 5 ore di aggiornamento nel triennio 2013, 2014, 2015. Naturalmente gli allenatori devono essere regolarizzati al settore tecnico, Chiaro. gli arriverà una password, si devono riscrivere e c'è l'opportunità di farlo online a 65 euro oppure nel territorio quello dell'AICA a 15 euro. Perfetto. La normativa recita che tutti hanno l'obbligo entro il triennio, significa che tu allenatore, se non lo fai quest'anno, non lo fai nel 2014, nel 2015, entro il 31 dicembre, hai l'obbligo di
frequentare 3 corsi di aggiornamento in tutto l'anno, se no nel 2016 non puoi più allenare. Ecco, sottolineiamo questa cosa, adesso Ripeto, il noi Presidente come te l'ha AEC spiegata in maniera molto noi chiara. come AEC diamo l'opportunità di farlo nel territorio, ma noi siamo i gestori. Certo, chiaro, è logico. Significa che il settore tecnico di Coverciano ci manda tutti i nominativi che sono registrati, dopodiché noi altri mettiamo a disposizione il tecnico di Coverciano, i locali, il campo per fare questo aggiornamento, anche perché in tutte le categorie ci si aggiornano, Certo. non vedo perché l'allenatore non si dovrebbe La aggiornare. possiamo fare una domanda cattiva prima di congedarlo? Ma è vero che molti allenatori portano gli sponsor per allenare? Allora, non è una diceria, purtroppo è una realtà. La mia No, anche vuole essere no, una no, cosa no, per normalizzare e riderci un po' su. allora, a parte dico, tu mi conosci che ci leggo un episodio quando tu hai iniziato a fare l'allenatore, io facevo il direttore a Via Grande. Infatti, mi ricordo. Allora, il discorso dello sponsor va semplicemente riletto, nel senso che se tu hai l'opportunità di avere qualche amico che ti permette con delle fatture, con degli sponsor, di avere una congrua somma, ti offre, tra virgolette, alle società per allenare. Però direttore io non condivido neanche questo No, aspetta, perché è un'associazione permetti. sportiva piccola, Facciamo sì. vedere un po', Allora, facciamo vedere un po' il permettimi, concetto. noi in tutte le riunioni, in tutte le nostre esternazioni, diciamo sempre che una qualità fondamentale per l'allenatore è la dignità, Ecco. che può essere competente o incompetente, che fa delle scelte che possono essere non condivise ma devono essere rispettate. Il problema diventa che purtroppo sta prendendo di moda, ma non solo nelle nostre categorie dilettantistiche, io ti posso portare esempi Anche di dei professionismo. professionisti, chi ha la fortuna. È chiaro che poi di fronte alla mancanza di risultati un allenatore non si può sostenere perché c'è lo sponsor, si deve essere esonerato, anche perché l'esonero, che non è condiviso, dà la possibilità ad altri di allenare. Ma il problema è che chiudiamo, Sì. Ettore, velocemente, io non condivido neanche questo aspetto, perché l'allenatore, seppur bravo, che ha la dignità, porta lo sponsor. Io dico un'altra cosa, una società anche dilettantistica, anche in eccellenza e promozione, deve essere organizzata in maniera tale che c'è il dovrebbe, condizionale d'obbligo, essere organizzata in modo c'è il responsabile commerciale, il segretario, il responsabile amministrativo. Pensare che gli sponsor gli porta chi si trova un amico, secondo me oggi nel 2014, oggi siamo rimasti, direttore, il problema è questo, pensiamo ancora allo sponsor dell'amico, al contributo del comune, sento ancora presidenti sono che pochi reclamano il investitori. contributo Posso del suggerire- comune. Nel posso 2014 credo che questi discorsi Mi lasciano. permette di suggerire una via d'uscita? Sì. Allora, da noi ci vuole la cultura dell'associazionismo che si fanno dirigere da una sola persona. Stop. Ecco, giusto. E con questa bellissima insomma, frase che chiarifica un po' tutto, io saluto e ringrazio il mister Grazie Renato a voi. Marletta, presidente dell'Associazione Allenatori Catanesi Siciliani in modo particolare, direttore generale del San Gregorio. E la prossima sfida qual è a questo punto? No, consigliere federale dell'AIEC. Anche giustamente. Quindi, No, insomma, io volevo intanto fargli in bocca al lupo la trasmissione, Grazie, soprattutto perché aprite questa finestra. Poco fa ho ascoltato con piacere che farà un giro per le scuole calcio. Sì, sì. È una cosa fondamentale, da non trascurare il calcio a 5 e anche il calcio femminile che sta prendendo sempre più È piede. vero, è vero. Ma soprattutto di fare delle visitine in quelle società che hanno bisogno di visibilità e di trasparenza, perché credetemi, dietro una società dilettantistica ci sono tanti ma tanti sacrifici. È vero, c'è tantissima gente che lavora dietro. Grazie Grazie a voi, in bocca al lupo per la Renato trasmissione. Marletta, salutiamo il nostro Carmelo Puglisi che rivedremo la prossima settimana di nuovo per parlare di interregionale, nonché del campionato di eccellenza Girone A e Girone B. Salutiamo e congediamo il debutto anche televisivo della nostra Federica Di Benedetto. È andata benissimo, tranquilla. E allora facciamo una cosa, mi lanci la pubblicità così poi dopo conosceremo anche l'altra nuova penaltina, Giulia? Certo. Benissimo. Piccolo stacco pubblicitario. Ritorna penalty, a voi studio. Rientrati in studio, abbiamo messo da parte il campionato di Serie D, il campionato di eccellenza Girone A e Girone B, adesso andremo a vivere l'atmosfera del campionato di promozione, però intanto devo subito presentare la seconda penaltina, il suo debutto anche per lei televisivo, Giulia Bonaccorsi. Ciao, Ciao Giulia. Ettore, buonasera a tutti. Federica era un po' emozionata, tu ti vedo Un più tranquilla. pochino, Beh, insomma, un po' di l'emozione emozione c'è sempre. L'emozione c'è sempre, però sicuramente Per poi tutti. strada facendo questa emozione scomparirà.
chissà se scomparirà l'emozione anche al nostro nuovo commentatore del campionato di promozione, ovvero Francesco Rametta. Però Francesco, io devo chiamarti per forza Ciccio, mi viene più facile. Posso chiamarti Ciccio? Non c'è Ciccio nessun Rametta. problema. Benissimo, il suo è un debutto a tutti gli effetti, con lui racconteremo in questa stagione televisiva 2013-2014 il campionato di promozione. 4 gironi, il girone A, B, C e D, è successo un po' di tutto anche in questa domenica e tra poco insomma lo commenteremo insieme a te. Mentre do il benvenuto al mister Antonio Costa. Buonasera mister, che quest'anno si è preso una leggera stagione di riposo, anche se poi riposo non è, perché tu alleni in terza categoria con il Tutto Catania, società di Claudio Cammarata, che salutiamo e che a questo punto dovrò invitare per forza con piacere in studio. Cammarata, come sapete, è il direttore generale del Calcio Catania, quindi ha anche questa parentesi dilettantistica, a dimostrazione che comunque lui crede nel lavoro anche dilettantistico del progetto calcio. Quindi una pausa che durerà forse un anno, oppure chissà, magari con il Tutto Catania inizia un'avventura nuova. Ma c'è un progetto che stiamo seguendo proprio con Claudio, vogliamo portare questa squadra a buoni livelli, abbiamo iniziato abbastanza bene, quindi... Bene, adesso ci racconterai qualche cosa, perché il campionato di terza categoria, che purtroppo noi non seguiamo perché i gironi sono tantissimi, è un campionato che comunque è particolare, c'è intensità, c'è tanta voglia di mettersi in gioco ogni domenica, tantissimo sacrificio probabilmente, no? Sì, noi siamo in un girone in cui si trovano squadre anche abbastanza blasonate, cioè abbiamo il Giarre piuttosto che diverse squadre dell'Acese. Con te però parleremo di promozione, perché tu la promozione la conosci bene, come se la conosci bene. Allora, diamo subito parola a questo punto a Giulia, subito con i risultati del campionato di promozione, lo facciamo con il girone A. Cefalù Calcio batte Cus Palermo 3-1. Delfini Vergine Maria Real Calcio 2-1. Castellammare Calcio 94 Fulgatore 1-0. Favignana batte Strasatti 5-1. Montemaggiore Città di Carini 2-0. Paceco 1976 batte Ligny Trapani 3-2. Salemi Monreale 1-0. Riposa Dattilo. In classifica, in questa 14ª giornata, abbiamo in testa la squadra trapanese del Paceco, però c'è grande bagarre alle sue spalle. Guardiamo la classifica al completo. Paceco 29 punti, Dattilo 27, Salemi 26, Cefalù 24, Monreale, Ligny Trapani 22 punti, Castellammare 21, Montemaggiore 20, Real Calcio 15, Cus Palermo 13, Favignana, Delfini Vergine Maria e Fulgatore 12 punti, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 3 punti. Grazie Giulia, un brevissimo commento lo affidiamo naturalmente a Ciccio Rametta. Ciccio. Il Paceco vuole vincerlo questo campionato? Il Paceco vuole vincerlo, ma non è affatto indisturbata la sua corsa. È stata una giornata di campionato con partite molto equilibrate e ti faccio notare che non abbiamo avuto alcun pareggio in questo girone, in questa giornata, ed è stato il girone con più gol segnati. Sono stati segnati 22 gol quest'oggi e con gli anticipi di ieri. Il Paceco appunto ha sorpassato il Dattilo che riposava, ma sottolineiamo che il Salemi, che è a -3, ha una partita in meno. Benissimo. E il Salemi vanta anche il miglior attacco del girone. Questo è importante perché insomma le squadre trapanesi di riflesso vivono questa loro atmosfera con questo Trapani che in B non va tanto male. Sì, l'anno scorso comunque il Paceco ha fatto molto bene in prima categoria, anche nella Coppa, quindi credo che abbiano fatto anche lì delle cose per una programmazione anche per il futuro. Quindi credo Bisogna fare così, Antonio, penso che questo me lo puoi assolutamente sicuramente confermare.